con l'inno del futsal, le squadre in campo. Buon pomeriggio dalla Belbote Arena. Tra poco la sfida per la sesta giornata di andata del campionato cadetto Girone B, con la voce del vostro Stefano Testoni, le immagini di buon compleanno Italo Angelo Morao. Andiamo a vi racconteremo la sfida che mette in palio 3 punti importanti tra la formazione di casa del team Giorgione di mister Alemao contro la C30 1921 del tecnico Alessio Weger. Andiamo con le formazioni: il Trento con il numero 1 Vivian, con il 2 Bazzanella, con il 3 Contreras, con il 5 Brusco, 6 Cosano, 7 Osama Yahuri, con l'8 Davide Vivian, con il 10 capitano Andrea Scalè, con il 13 Bagatoli, 14 Addobati, 15 Santoriello, 16 Spangaro. Il team Giorgione schiera con il numero 1 Andrea Bastini, con il 2 Nicola Stefani, con il 3 Naim Muffadal, con il 4 Andrea Vecchione, con il 5 Nicolò Perozzo, con il 6 Gianluca De Chiara, con il numero 7 Francesco De Luca, con il 9 Diego Guidolin, con il 10 il capitano Ayub Tilal, con il numero 11 Matteo De Genere, con il 12 Alessandro Bianchi, con il 19 Leo Senna. Secondo posto in classifica per il team Giorgione, che ha conquistato 4 vittorie, 12 punti messi già in cascina, soltanto 3 ne ha il Trento, che occupa invece la 10ª posizione. Una sola vittoria per un Trento reduce dal KO per 5-4 con il Marco Polo. Per il team Giorgione invece l'ultima sfida ha portato altri 3 punti importanti con la vittoria per 6-3 in casa dello Jesolo. Bomber Guidolin, Leo Senna, Bastini tra i pali, Stefani e Capitan Ayub Tilal nel roster di partenza di mister Alemao. Dalla parte opposta con il numero 6 Cesar Cosaro, con il 5 Mirko Brusco, dietro mi pare di vedere Manuel Contreras con la maglia numero 3, poi c'è con la maglia numero 67 un giocatore che non avevo in distinta. Cominciamo bene. Vediamo se ci darà le spalle per poter leggere il suo nome. A dirigere l'incontro saranno il signor Marco Zande Giacomo, competente della sezione di Udine, secondo arbitro Emanuele Staffelli di Reggio Emilia. Il crono invece il rodigino Gioele Gasparetto. Attendiamo l'ok per dare vita a questa sfida che arriva in questo momento, i primi 20 minuti, con il numero 67 che gioca subito. Intanto un pallone giocato in velocità per il Trento. Uno schema da calcio d'avvio per la formazione di Alessio Weger, il tecnico del team trentino. Ancora Trento in possesso palla, qui bravo Stefani a capire tutto quanto, a fermare il pallone che non viene però tenuto in campo da Leo Senna. Il portiere Luca Vivian dà la possibilità ai suoi di ripartire da una rimessa laterale con il 67 che va avanti per Contreras. Vivian D è Davide Vivian, il numero 67, 2 gol attivo per lui. Qui intanto aveva recuperato il pallone Senna. Soltanto 12 gol fatti dalla formazione trentina, ne ha già segnati 27, 10 di quali li ha segnati Bomber Guidolin. Intanto proprio Davide Vivian fa ripartire il gioco della rimessa laterale. Ancora Trento in possesso, ma la formazione del Giorgione alza il proprio baricentro, può ripartire ma viene fermato bene da Nicolas Stefani, il numero 5 Brusco. Guidolin fa buona guardia del pallone, chiama in causa anche Bastini che va a toccare il suo primo pallone. Lo smista a destra per Capitan Tilal. Leo Senna gira dalla parte opposta verso Stefani, non è perfetto lo stop, ma è ancora vivo il possesso per il team Giorgione con Stefani che va sul fondo, viene fermato, non c'è il fallo, allora potrà ripartire Luca Vivian con una rimessa dal fondo comoda per Contreras che gira il pallone verso Brusco, ma è un pallone non perfetto che viene praticamente regalato alla formazione biancorossa di mister Alemao. Un Giorgione che la prossima settimana sarà in trasferta in casa del Bubi Merano. Intanto la palla per Guidolin che non trova l'aggancio. L'applauso comunque per l'invito al compagno Leo Senna
era tutto solo Guidolin in area, palla lunga, intanto Stefani svetta ma la palla arriva a Contreras che la apre a destra verso Davide Vivian, braccato da Tilal, va anche a terra, può ripartire allora il Giorgione con Guidolin per Stefani che cicca il pallone, allora il Trento che può tornare a disimpegnarsi, partendo però sempre dalla propria metà campo sulla pressione del team Giorgione. Qui era buona l'apertura per il numero 6 Cesar Cosano, non è però precisa, allora arriva una rimessa laterale per la squadra di casa con mister Alemao che chiacchiera e dialoga con De Chiara e De Generi in panchina. Senna, la finta per Guidolin, ancora verso Leo Senna dietro per Tilal, apre dalla parte opposta verso Stefani, è libero di ragionare Tilal, Leo Senna sulla corsia di sinistra, va sul mancino, trova la deviazione in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Manuel Contreras, il numero 3 del Trento, oggi in completo giallo, formazione dei colori giallo-blu. Tilal, il capitano, a far ripartire il cronometro per Leo Senna che va sul fondo, il pallone che resta lì, poi lo alza a campanile Contreras che ha rischiato quasi anche di andare a toccare il pallone con la mano sul rimpallo arrivato dal tentativo di passaggio in mezzo di Leo Senna, proprio il numero 19 Leo Senna sulla rimessa laterale, la palla per Stefani che si gira su un fazzoletto e poi spara di potenza senza però trovare lo specchio di porta, scuote un po' la testa il numero 2 biancorosso, qui inquadrato dalle immagini di Italo Angelo Morao. Luca Vivia intanto va a ritrovare il pallone dietro la propria porta, lo scambio per Davide Vivian, pressione di Guidolin. Allora, parlando di pressione, giusto ricordare chi la pressione, il pressing lo ha inventato praticamente nel calcio 5 tricolore, quel Lucio Solazzi che lunedì purtroppo mi sono dato l'ultimo saluto, un abbraccio all'amico Lucio che da lassù si potrà godere tutto il calcio 5 che vuole. Intanto il team Giorgione recupera un pallone con Stefani che batte l'out per Leo Senna che va ancora a sinistra dal numero 2 biancorosso, cambia lato verso Capitan Tilal, Leo Senna, Tilal ultimo di movimento, il 10 biancorosso che ora avanza, lo scambio di Senna per Stefani, la finta ancora da Leo Senna, manovra il team Giorgione, si difende però bene a rombo la formazione del Trento, qui intanto Guidolin recupera il pallone, poi è bravo a portarglielo via Cesar Cosano, riparte allora il Trento con Davide Vivian, la puntata sulla corsa di Mirko Brusco che non va a buon fine, Bastini intanto ha già fatto ripartire l'azione di suoi. 3 minuti sul cronometro, sempre 0-0 qui nella sempre stupenda Belbotea Arena, la palla per Tilal Ayub che si inventa l'1-0, quasi a cadere, trova il vantaggio il capitano del team Giorgione. Ottimo l'invito di Leo Senna e il capitano che vediamo subito nel replay, quasi in scivolata, va a trovare l'angolo perfetto sul secondo palo per battere Luca Vivian e portare al minuto 3:12 il team Giorgione in avanti 1-0 nella sfida con il Trento, sesta giornata di andata. Subito la risposta per l'attenzione dei trentini che si divorano un gol praticamente fatto con Davide Vivian che non trova il tap-in vincente praticamente a pochi centimetri dalla linea di porta. Qui graziato Bastini sulla conclusione pericolosa, la rivediamo subito nel replay, sulla prima ribattuta, poi il pallone che resta lì e poi Davide Vivia che praticamente consegna un passaggio ad Andrea Bastini, un Bastini che la scorsa settimana a Jesolo ha inventato un tracciante perfetto dalla propria area di competenza, trovando il gol nel derby veneto con la formazione veneziana. Qui intanto c'è il primo fallo con Contreras che va subito ad aiutare Guidolin a rialzarsi e a chiedere scusa. Inevitabile il fallo del 3 trentino. Primo fallo dunque di questa sfida fin qui corretta, aperta proprio dal gol di Tilal Ayub pochi istanti fa. Il capitano che torna qui alla Belbotea Arena dopo
il rosso che gli è costato 2 giornate contro il Bissuoli. Intanto punizione per il team Giorgione con la rincorsa lunga di Leo Senna, è più vicino al punto di battuta di questo free kick Diego Guidolin, che confabula proprio con il numero 19. Guidolin lascia l'incombenza proprio a Leo Senna a calciare in mezzo, un tiro potente, riprende il pallone. Intanto qualche problema per Contreras, quasi abbattuto dal sinistro potente della punizione di Leo Senna. Viene aiutato a rialzarsi anche dal signor Staffelli di Reggio Emilia, dal secondo arbitro. Rimessa laterale intanto per la squadra biancorossa del team Giorgione, con Tilal Ayub per Leo Senna, ancora ribattuto il tiro, ancora una rimessa laterale dalla stessa posizione qui sotto la tribuna da cui vi stiamo raccontando questa sfida. Diverso lo schema, con Tilal Ayub non riesce a trattenere il portiere Vivian. Qui tanto c'è il fallo di Tilal, con Brusco che aveva liberato in precedenza il pallone. Mirko Brusco, che ha all'attivo fin qui 4 gol nelle prime 5 giornate. Rischio qui per il Trento, esce bene Cosano che finta su Leo Senna, ancora il numero 6 trentino ad aprire dalla parte opposta, anzi no, torna sui suoi passi, resta sempre sulla corsia laterale di sinistra, braccato a vista da Leo Senna, un pallone in mezzo, il rimpallo laterale per la formazione di Alessio Weger. Vivian fermato Contreras da Stefani, anzi era il numero 5 Brusto a Stefani. Proprio Stefani che va a rifiatare in panchina con il primo cambio di questa sfida. Dopo 4 minuti e 31 secondi entra in campo con la maglia numero 6 Gianluca De Chiara, prende il posto proprio di Stefani, entrambi con 4 gol all'attivo. Formazione prolifica quella del team Giorgione, secondo attacco del girone con 27 gol fatti. Leo Senna va a carambolare un pallone su Tilal Ayub, ancora possesso per il team Giorgione, cercava di aprire per Guidolin, recupera il Trento che riparte, la palla era però già uscita, dunque laterale per la squadra di casa. Reduce, ricordiamo, ancora dalla vittoria di Jesolo. La prossima settimana team Giorgione che se la vedrà invece con il Bubi Merano, tra 2 settimane invece tornerà qui alla Belbotea Arena con la matricola Marco Polo. Guidolin intanto, lo scambio per Leo Senna che dribbla tutti, viene però fermato da Contreras proprio all'altezza della linea laterale nera. Intanto un pallone che va a carambolare su un dirigente della formazione del Trento. Leo Senna, la finta a liberare poi il mancino, ancora Giorgione. Leo Senna, l'imbucata cercata per Guidolin che anche in spaccata non riesce a tenere in campo il pallone. Intanto entra capitano Andrea Scalè, primo cambio anche per la formazione del Trento. Vivian si procura il tiro, lo spazio per il tiro, fa buona guardia però capitan Tilal. Vivian dietro per Contreras, giro palla verso Cosano. Vivian, ancora Contreras, fermato da Guidolin che ci mette il fisico per eludere l'intervento avversario. Un pallone che si è perso in uscita, subito sistemato dal cronoman signor Gioele Gasparetto di Rovigo. De Chiara, litigano il pallone, Scalè prova a partire sulla corsia laterale, aspetta il movimento dei compagni, poi cerca di servire Contreras, fa buona guardia Leo Senna, pallone che esce, laterale Giorgione, pronto De Generi a rientrare, anzi ad entrare in gioco. Vedremo se mister Alemao saprà sfruttare anche Vecchione non ancora al meglio, stando i rumors degli spogliatoi della pre-gara. Leo Senna per Naim Mufaddal, lo scambio con Tilal. Mufaddal ancora, il 3 biancorosso va, apre bene per Tilal, litiga con il pallone che è uscito secondo il direttore di gara. Non è convinto il numero 3 del Giorgione. Intanto entra anche Bazzanella, dalla parte opposta entra De Generi, mister che iniziano a cambiare le carte in tavola. Recupera bene De Chiara, Leo Senna per De Chiara tenta lo scavetto, esce bene Vivian, ancora De Chiara che si porta il pallone
fuori dalla linea nera che delimita il rettangolo di gioco della Belbote Arena, dunque laterale per il Trento. Quando sono passati 6 minuti e mezzo, De Chiara di testa, spizza per Mufadal che poi va ancora dietro per De Chiara, tocca il suo primo pallone De Generi, manovra il numero 11 bianco-rosso, tentava l'imbucata per Mufadal, c'è una deviazione in fallo laterale, avanza e allora prende metri il team Giorgione di mister Alemao, che farà ripartire il cronometro dalla rimessa laterale dal lato opposto da cui vi stiamo raccontando questa sesta giornata di andata, con il Giorgione avanti 1-0 grazie al gol di Capitan Tilal. De Generi prova la conclusione dalla distanza, tiro potente fuori di poco a lato. Luca Vivian allora a far ripartire per Bazzanella, che rischia palla in avanti e non arriva ad alcun compagno trentino, dunque sarà ancora team Giorgione che ha già fatto ripartire il gioco con Leo Senna che manovra avanti sulla sinistra per De Generi, aspetta il movimento di compagni, De Generi va sul fondo, non riesce a servire un compagno, allora Trento che può ripartire da una rimessa laterale con qualche rischio sulla pressione alta, baricentro altissimo quello del Giorgione, recupera De Chiara che è un po' litiga con il pallone, poi recupera e smista dietro per Bastini che lo scodella per De Chiara, non è preciso, arriva comunque il pollicione di De Chiara che doveva fare qualcosa di più per trattenere in campo il pallone. Già battuta la rimessa laterale dal Trento, Cosano sulla corsia a sinistra, il numero 6 giallo-blu, lo scambio per Bazzanella, l'imbucata verso Scalè, fermato dal recupero di Mufadal. De Generi in velocità cerca di andare via, De Generi, l'apertura della parte opposta per Leo Senna, un controbreak ora del Trento con il numero 3 Contreras, c'è la respinta di Bastini, poi De Generi mette in corner, rivediamo qui nel replay la ripartenza veloce con Contreras che scalda le mani a Bastini, poi De Generi di testa mette in corner per evitare problemi, calcio d'angolo per il Trento, già battuto Contreras. Cosano ancora per Contreras, Bazzanella, giocata del numero 2 verso il suo capitano Scalè. Bazzanella ancora la puntata che va a sbattere su De Generi, Mufadal, Leo Senna apre dalla parte opposta per De Generi, De Chiara ultimo di movimento, Mufadal dietro per De Chiara, De Generi, si accentra De Generi, Contreras gli tocca il pallone, bravo qui De Generi a tenerlo in campo, poi viene strattonato fallosamente da Contreras, c'è il secondo fallo sempre del numero 3 giallo-blu che chiede scusa all'avversario della team Giorgione davanti agli occhi del direttore di gara. Leo Senna per l'apertura verso De Chiara, a sinistra De Chiara centra il pallone verso Leo Senna, lo va a posizionare sul mancino, il tiro e trova il gol dalla distanza il numero 19 Leo Senna, 2-0, 8 minuti e 32, trova una traiettoria perfetta il 19 bianco-rosso che esce dal campo per prendersi l'applauso, lo rivediamo, era coperto Vivian del Trento, Leo Senna non ci ha pensato due volte e ha indovinato la giusta traiettoria per il 2-0, poi in panca a rifiatare, al suo posto è già entrato Nicolò Perozzo, dunque la porta sui binari giusti la formazione del team Giorgione. 2 gol quando mancano ancora 11 minuti e 28 secondi di questo primo tempo, un doppio vantaggio che dà maggiore tranquillità alla formazione di mister Alemao, che vediamo qui inquadrato mentre spiega le prossime mosse da utilizzare in campo. Quando torneranno le squadre ci sarà ancora il Trento dal dischetto di centrocampo dove è già posizionato il pallone a far ripartire il gioco con Capitan Scalè che lo posiziona proprio sul dischetto del centrocampo. Perozzo riceve indicazione dai compagni su dove posizionarsi in questo nuovo avvio di gara. 2-0 Team Giorgione con il Trento che corre ai ripari con mister Vega che ha chiamato subito il
time out laterale per il Trento. Bazzanella dietro per Contreras, giro palla verso Cosano, ancora Contreras che non riesce ad aprire il destro per il compagno di squadra, il capitano Andrea Scalè. De Generi con una rimessa laterale apre dietro verso De Chiara, De Generi, Perozzo, lo scambio con De Chiara, ancora Perozzo, cambia lato, va sulla destra da De Generi va a puntare all'avversario, avanza Perozzo che riceve il pallone del numero 11 biancorosso, ora ancora De Chiara a manovrare come ultimo di movimento, lo scambio per De Generi, la finta di De Generi, un pallone messo in mezzo, si accontenta del fallo laterale, va ad ostruire Bazzanella che non riesce a calciare via lontano il pallone. Allora De Generi pronto con una rimessa laterale sugli ultimi metri di campo, dietro per De Chiara, lo scambio ancora con De Generi che va ancora da De Chiara che arretra con la suola mancina. De Generi va a puntare all'avversario, si accentra il tiro, la risposta Mufadal sulla risposta di Luca Vivian, apre un mancino strozzato che termina però a lato. E allora può ripartire scambiando palla con Cosano, si fa vedere Bazzanella che riceve il pallone davanti alla nostra postazione, Scalè fermato da De Chiara che non trattiene però il pallone in campo, pronto intanto Andrea Vecchione che si sta scaldando, pronto a subentrare in corso d'opera, un compagno di squadra, muscoli caldi anche per il 4 biancorosso, assente nelle ultime sfide, giocatori importanti. Intanto bravo De Chiara a recuperare il pallone contro break del Giorgione, De Chiara sul fondo fermato in fallo laterale da Bazzanella, il pallone è uscito pochi centimetri prima della riga di fondo, laterale dunque per la squadra del Giorgione. Intanto c'era Vivian che era andato a prendersi il pallone. De Generi sul punto di battuta per De Chiara che alza un sinistro che termina alto sopra la traversa, difesa da Luca Vivian. Bastini con la testa evita pericoli, addolcisce la traiettoria del pallone in fallo laterale, concede, qui intanto rivediamo nel replay il tiro precedente di De Chiara. Può ripartire il Trento ancora dalla propria metà campo con Cosano, intanto Contreras è uscito in panchina, ottima l'apertura, Bastini, Superman Bastini, che parata, andiamo subito a rivederla, ci ha un po' svegliato dal torpore che stavamo vivendo, fantastico Bastini, riflessi prontissimi per il Superman del Giorgione che salva la propria porta e ancora una volta va a salvare la sua porta. Un duello a distanza ancora vinto dal numero 1 Bastini. Grandissimo Andrea, abbiamo detto anche prima, la settimana scorsa si è preso anche il lusso di andare a segnare un gol importante nella vittoria contro lo Jesolo. Qui intanto la pressione su Bazzanella di De Generi, Vivian si prende il pallone, non c'è il fallo, fa continuare a giocare il direttore di gara, qualche protesta del tecnico, intanto arriva anche il cartellino giallo per Nicolò Perozzo. Ammonito il primo cattivo del match, un giallo ineccepibile secondo il direttore di gara. C'era il tecnico trentino Alessio Weger che stava protestando da qualche istante. In effetti ci poteva stare un fallo già nel primo tentativo, poi al terzo è arrivato anche il giallo per Nicolò Perozzo. Intanto è entrato anche Andrea Vecchione con il numero 4, proprio lui va a toccare il pallone dietro per Bastini, autore poco fa di 3 interventi miracolosi, soprattutto il secondo nel primo tentativo trentino, riflessi spettacolari per il numero 1, il Superman del Giorgione. Qui intanto erroraccio di Davide Vivian che concede, regala un laterale in zona d'attacco alla formazione di casa. Intanto arriva come un treno in corsa, ma senza però trovare l'appuntamento
giusto Nicolas Stefani, palla altissima quella di Stefani, con il Trento che riparte dalla propria area, sulla pressione però recupera proprio Stefani, lo scambio con Tilal sul fondo, Tilal mette in mezzo un pallone, poi nel rimpallo la vince Luca Vivian che fa ripartire i suoi, non riesce ad uscire bene il Trento, lo fa in questo momento con Vecchione che tocca il pallone in corner, concede un altro angolo, 8-27, 2-0 per il Giorgione, lo 0 sponda Trento è merito di un super Bastini che anche in questo momento respinge il tiro, un tiro velenoso rasoterra che il numero 1 del team Patavino respinge. Trento ancora con Davide Vivian, Cosano, Mufadal lo ferma, la rimessa laterale è per la formazione del Giorgione. Non è stato ravvisato il tocco di Mufadal sul piede di Cosano a mio modo di vedere. Qualche protesta del Giorgione, qui nato Stefani un po' si appoggia, la palla è buona in campo, fa continuare il direttore di gara, c'è il fallo, il terzo fallo del Trento, fallo commesso dal numero 6 Cesar Cosano. Intanto rientra Guidolin dopo aver riposato qualche minuto in una sfida dove mister Alemao darà minuti a tutti i componenti della sua panchina. Dovrà fare attenzione Perozzo, già ammonito, punizione intanto con Stefani, Tilal Ayub sul punto di battuta, il capitano apre per Guidolin, il tiro che diventa quasi un assist per Vecchione che non riesce però a trovare la porta avversaria, recupera ancora il Trento della propria area, Cosano perde il pallone, lo recupera ancora, lo apre a destra per Davide Vivian, in scivolata Stefani non riesce a domesticare il pallone, poi Bastini esce al limite dell'area, chiede scusa Diego Guidolin. Intanto fa il suo debutto Giuseppe Santoriello che prende il posto di Manuel Bazzanella. Davide Vivian trova la conclusione dalla distanza che non impensierisce Bastini. Bastini a rilancio lungo verso Guidolin che di testa trova il tocco ma non la porta avversaria. Qui intanto resta a terra Guidolin sul contrasto con il portiere Luca Vivian, non ha nessuna paura il numero 9 biancorosso che si rialza prontamente in piedi. Avevano fermato giustamente il gioco i direttori di gara per permettere a Guidolin di ristabilirsi al 100%. Il numero 9 del Giorgione torna in fase difensiva perché laterale è in favore del Trento con Santariello che gioca a sinistra verso Cesar Cosano che va a puntare Tilal Ayub, si accentra il 6 giallo-blu Santariello, Davide Vivian va via, lascia sfilare il pallone Stefani per Bastini che rilancia lungo verso Vecchione che lo addomestica in due tempi, poi però lo concede alla partita avversaria. Siamo già dalla parte opposta ancora con il Trento, bravo capitan Tilal a fermare Cosano. Scalè fermato da Guidolin, Scalè mette in corner, l'ultimo a toccare è stato Tilal Ayub, intanto rientra Leo Senna al posto di Andrea Vecchione che deve recuperare minuti e fiato dopo l'assenza per un infortunio muscolare che lo ha costretto un po' a partire con l'handicap in questa stagione. Palla dietro per Cosano, la finta su Guidolin, si allunga il pallone, vince un contrasto, poi Leo Senna lo spara lontano direttamente dalle mani di Luca Vivian che rilancia lungo a destra, l'apertura per Scalè. Scalè va a puntare Stefani ma è un osso duro da saltare, Scalè viene praticamente portato a terra, poi altro errore, c'era una trattenuta vistosissima ai danni del numero 2, la rivediamo nel replay, si era portato praticamente a letto il numero 2 Nicolas Stefani che però non ne aveva voglia di restarci. E poi l'errore clamoroso, ancora un errore clamoroso per il Trento sul regalo concesso dal Giorgione, un regalo comunque misto, errore arbitrale. Si è salvato comunque ancora una volta Bastini sull'errore avversario. 6 minuti, 6 secondi
ancora da giocare in questo primo tempo, sesta giornata di andata qui alla Belbotea Arena. Qui tanto recupera il pallone Guidolin, il movimento per Leo Senna lo scambio con Capitan Tilal Ayub, che si inventa un dolce destro a cucchiaio per trovare la doppietta personale e il 3-0 al minuto 14 e 6 secondi. Il tris della formazione del Giorgione, un dolce tris che dà tranquillità e possiamo dire, l'abbiamo visto nel replay, spensieratezza alla squadra di mister Alemao, che però non deve addormentarsi, deve continuare a macinare gioco come fa in questo momento, sfruttando un errore avversario. Bastini intanto lungo direttamente tra le mani del collega Luca Vivian, che fa ripartire il Trento. Si lotta all'altezza del centrocampo, qui intanto la scivolata di Guidolin, che si prende un giallo per un gioco falloso secondo il direttore di gara. Proteste di Guidolin, andiamo a vedere il replay. Abbiamo visto l'ultima fase del fallo, non è d'accordo Diego Guidolin, che continua a protestare con il direttore di gara. Un cartellino giallo a modo di vedere del numero 9 biancorosso gratuito, combinato dal signor Marco Zandegiacomo Copetin della sezione di Udine. 3 falli per parte, 5:35 ancora da giocare, con il Trento che cerca di ritornare a farsi pericoloso. Lo ha già fatto in alcune circostanze, ma ha trovato un Bastini in formato fin qui perfetto, oltre ad alcuni errori, l'ultimo davvero grave, porta vuota, un errore, attenzione con Santariello, fermato ancora da Bastini, la puntata del 15 giallo-blu, che trova però l'opposizione del numero 1 biancorosso. Santariello dietro per Davide Vivian, potente il destro dalla distanza, un destro che però si perde di poco alto sopra la traversa di Bastini, che fa ripartire il gioco. Lo scambio a destra per Leo Senna, che va a centrale verso Stefani. Leo Senna, l'invito per Stefani, la giocata ancora Stefani, che si è inventato un pallone che sembrava perso, non ci ha creduto qui Diego Guidolin, che un po' se la ride sotto i baffi. L'applauso al compagno di squadra. Forse Guidolin qui si aspettava che Stefani potesse accontentarsi del calcio d'angolo, è arrivato comunque sul pallone. Ancora Guidolin 2 volte nella seconda opposizione, mette il pallone in fallo laterale. Santariello dietro per Contreras, litigano, la rimessa laterale è per la formazione del Trento secondo il direttore di gara. L'ultimo a toccare allora è stato Tilal Ayub, il capitano, che oggi ha messo a segno 2 gol. Contreras, Santariello, Stefani, fermato quanto, l'ultimo a toccare questa volta è stato Brusco, invece non viene ravvisato dal direttore di gara, era facilmente prevedibile che era stato l'ultimo a toccare il pallone. Qui questa volta invece è Stefani che di prepotenza lo scaraventa in fallo laterale per evitare la presenza veloce di Brusco. Contreras pronto sul punto di battuta, dietro per Vivian, ancora Bastini, ancora Andrea Bastini, superlativo, un'altra doppia parata, concede soltanto il corner. Lo rivediamo, quanto è bello Andrea Bastini, qui la prima parata e poi nella seconda alza quel tanto che basta per spizzare in corner. Contreras, Brusco si accentra, bravo a saltare tutti quanti, non viene però fermato. L'ultimo a toccare ora, questa volta è stato appunto il numero 5 giallo-blu. Era evidente che il miglior goleador della formazione trentina, con 4 sigilli all'attivo, abbia toccato il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Tilal Ayub, Stefani sulla pressione di Brusco, il pallone schizza da Bastini che rilancia lungo, presa sicura per Luca Vivian. Santariello, Contreras,
prolunga il pallone, era già uscito. Pallone rimesso in campo mentre arriva il time out di mister Alemao, che richiama i suoi in panca. 4 minuti e 6 secondi ancora da giocare. 3-0 per il team Giorgione. Un 3-0 dove la formazione di mister Alemao, che vedete qui inquadrata dalle immagini di titolo Angelo Morao, sta legittimando, ha sfruttato al meglio le occasioni avute, ne ha avute anche delle altre dalla parte opposta. Invece il Trento deve fare i conti con un Bastini in giornata top, che lo segue da anni, insomma sa che è un portiere dalle garanzie importanti tra i pali, non solo, anche con il pallone tra i piedi. Lui che ha iniziato a giocare a calcio in mezzo al campo. Bastini che è stato un centrocampista prima poi di provare l'esperienza nel futsal con i guantoni. Qui intanto c'è anche un cambio, esce nuovamente Stefani, rientra De Chiara, laterale per il Giorgione con De Chiara, Leo Senna, Capitan Tilal e Guidolin in campo nel quartetto di movimento. Leo Senna l'imbucata per Guidolin che protegge il pallone a spalle alla porta. Guidolin aspetta il momento dei compagni, Guidolin rischia di perderlo, lo alleggerisce comunque per De Chiara che pecca nel tentativo di passaggio. Tilal recupera la sfera da fondo campo, apre in mezzo per Leo Senna, il movimento di De Chiara, Leo Senna avanza, Leo Senna, il poker del Giorgione, la seconda doppietta anche per Leo Senna che firma il 4-0, fa tutto da sé, si prende in proprio il pallone la squadra, il numero 19 biancorosso abbassa la testa, alza i giri motori, lo rivediamo subito nel replay, e la puntata perfetta dopo essersi spostato il pallone sul mancino a battere per la quarta volta Luca Vivian. 3:30 da giocare in questo primo tempo, con il Giorgione che mette già in chiaro i conti per la posta in palio, con 3 punti che porterebbero i biancorossi mister Alemao a quota 15, in attesa poi di conoscere anche i risultati delle formazioni avversarie in una sesta giornata che non mancherà comunque di regalare emozioni come la Serie B sa fare ogni sabato pomeriggio. Palla lunga intanto, Leo Senna, il contrasto con Brusco, un tocco in più, si danno il 5 di giocatori, un colpo involontario, aveva capito anche Brusco che accetta le scuse dell'avversario. Ancora Leo Senna ad evitare che Cosano possa riuscire ad aprire il gioco dalla parte opposta del campo, proprio il numero 6 Cosano per Santariello, dietro lo scambio ancora con Cosano, Leo Senna a domestica per Guidolin che si prende un fallo laterale già battuto, non c'è la distanza secondo il direttore di gara. De Chiara riparte in velocità, De Chiara, il folletto De Chiara viene però fermato da una scivolata tempestiva di Contreras. Vivian per Santariello a destra, Contreras, Cosano. 2:25 da giocare ancora in questo primo tempo, con il risultato già fisso sul 4-0. Intanto c'è il fallo di Leo Senna che alza il pollice all'indirizzo del signor Emanuele Staffelli di Reggio Emilia. Quarto fallo Giorgione, un fallo giustamente assegnato al team del Trento. Quarta punizione per la formazione giallo-blu di mister Alessio Weger, che dà indicazione dalla sua area di pertinenza, l'area tecnica. Santariello per Cosano che allarga le braccia come dire: perché non vi muovete, perché vi spostate? Santariello, la conclusione e poi il gol con la carambola, il pallone che termina praticamente addosso a Contreras che mette il primo sigillo del Trento. Si arrabbia Bastini,
non ha difeso bene qui la formazione del Giorgione, tutto solo Contreras, lo avete rivisto nel pronto replay di Futsal Veneto TV. 2:11 da giocare, si riporta sul -3 il Trento di Mr. Weger, un Trento che sale a quota 13 gol fatti, ne ha subiti con i 4 di oggi 26 in questa prima parte di campionato. Dalla parte opposta invece un Giorgione che ha superato quota 30 di gol fatti, 31 per la precisione, un Giorgione che recupera il pallone con De Generi, Leo Senna carica il sinistro, poi sulla carambola la vince Davide Vivian, un pallone che sbatte addosso a Leo Senna. Vivian, Cosano, De Generi di testa, non la tiene in campo, anzi sì, per qualche istante Vecchione, poi il pallone che sfila fuori, dunque laterale nella metacampo avversaria per la squadra trentina. Pallone che arriva in questo momento con Davide Vivian dietro per Santariello, apre della parte opposta per Cosano, Contreras intanto che lascia la difesa per avanzare in avanti, la spinta di De Generi, quinto fallo di De Generi, quinto fallo del Giorgione, il primo di De Generi. Attenzione ora in casa Giorgione, 1:38 da giocare, con la possibilità di regalare un tiro libero alla squadra ospite, un Trento che ricordiamo arriva qui alla Belbotea Arena con un 10° posto in classifica, 3 punti frutto dell'unica vittoria nelle prime 5 gare giocate. 1:38 ancora da giocare, attenzione ai bonus falli, Giorgione ne ha già commessi 5, al prossimo sarà tiro libero, Giorgione che dovrà fare molta attenzione a non commettere altre situazioni fallose. La palla imbucata, recupera bene Vecchione, lo scambio per Mufadal per De Generi, Mufadal il tiro, il pallone che resta lì, Vecchione, e poi è bravo Luca Vivian in 2 occasioni a dire di no agli attacchi biancorossi, concede soltanto il corner il portiere trentino, un corner che verrà battuto da Matteo De Generi. Recuperato il pallone dietro gli stendardi biancorossi della Belbotea Arena, palla dietro per Leo Senna, con la suola non riesce ad addomesticare il pallone, va dietro da Bastini rilancio lungo direttamente tra le mani di Vivian, che in 2 tempi si prende la sfera, la serve comoda per Cosano che apre a destra verso Santariello prolunga per Brusco, capisce tutto quanto Leo Senna che recupera il pallone, Mufadal non si intende però con Leo Senna, 58 ancora i secondi da giocare, un po' stizzito qui Leo Senna per un tentativo del comando di squadra non dei migliori. Bastini intanto rilancia per il petto di Leo Senna che domestica il pallone, quasi cadendo va a colpirlo con il mancino. Vivian fa ripartire subito il Trento, 40 secondi ancora da giocare. Pressione del Giorgione senza fallo come chiedono i tifosi di casa. Vecchione recupera il pallone, ha rischiato qui De Generi, in precedenza gli aveva fischiato fallo, questa volta non se l'è sentito di dare il tiro libero su una spintarella leggera. Palla per Bastini, 20 secondi e spiccioli, Bastini sinistro dalla parte opposta, ribattuto, il pallone che resta lì, Vecchione lo mette giù, bravo Vecchione ad arpionarlo, a servire avanti però direttamente sul piede di Santariello che apre bene per Brusco, il tiro fermato, ancora Brusco fermato da Mufadal, va a terra, Vecchione, 5 secondi, ultima occasione per il Giorgione, palla per De Generi che apre per Leo Senna, il tiro telefonato per Luca Vivian, si arrabbia Leo Senna e dopo la sirena arriva anche il duplice fischio dei signori arbitri che mandano le squadre a riposo con il team Giorgione avanti 4-1 sulla C30 1921. Tra una decina di minuti Stefano Testoni con immagini di Telo Angelo Borao saranno nuovamente live qui dalla Belbotea Arena.
Squadra nuovamente in campo con il team Giorgione che andrà a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo. Manca un giocatore, eccolo qui, Leo Senna, che entra, dunque due quintetti schierati in campo. Si riparte dal 4-1 pro Giorgione dei primi 20 minuti, doppiette di Capitan Tilal Ayub e Leo Senna. C'è Guidolin ancora oggi a secco nel tabellino dei marcatori, il numero 9 biancorosso. Pronto il signor Zande Giacomo Copetin che dà il via a questo secondo tempo. La testa di Contreras a togliere il pallone dalla possibilità di essere offensivo a Guidolin. Corner Giorgione con Leo Senna dietro per Guidolin, lo scarico potente che non trova lo specchio di porta, termina abbondantemente a lato. Il destro al volo del numero 9 biancorosso, 11 secondi di gioco, riparte il Trento dalla propria metà campo, palla lunga per Brusco che non riesce a trattenerla in campo. Laterale allora per la squadra di mister Alemao, in piedi. Fin qui pochi problemi per la formazione del Giorgione, salvata, va detto, comunque lo ripetiamo, lo ricordiamo, da 3-4 interventi spettacolari di Andrea Bastini. Intanto bravo Stefani a prendersi il fondo del campo, a mettere in mezzo un pallone dove non c'è alcun giocatore che arriva, c'è però una deviazione del Giorgione, anzi del Trento. Voleva dare il pallone Guidolin agli avversari, non lo hanno capito i compagni, poi comunque ci ha pensato Stefani a sbagliare la conclusione. Intanto torna a conquistare una rimessa laterale la formazione di mister Alemao con Capitan Tilal che apre comodo per il compagno di doppietta di oggi, Leo Senna. Leo Senna cercava l'imbucata per Guidolin, che è piaciuto quanto Vivian, Cosano, lo scambio non riuscito con il compagno di squadra, forse c'era un fallo, sembra, con il sorriso stampato sulla bocca del numero 6 giallo-blu che è confabulato con Leo Senna. Qui non trova il giusto appoggio per Stefani Guidolin che chiede scusa al compagno di squadra. Riparte Vivian, Cosano braccato da Tilal Ayub, pressione alta del numero 10 biancorosso che fa quasi a sportellate con il 6 giallo-blu. Vivian, buona l'apertura per Contreras, di prima cercava Brusco. Giorgione già dalla parte opposta del campo con Leo Senna, l'apertura per Stefani che trova l'opposizione di Luca Vivian che si rifugia in corner. La rivediamo subito, si era aperto bene lo spazio Stefani che poi ha cercato con il destro di sorprendere il portiere trentino, bravo tra i pali a dire di no in questa occasione. Palla dietro per Guidolin, il tiro al volo che sbatte su Vivian, recupera il pallone, ancora il Trento con Cosano, si ristabilisce però in fase difensiva in modo impeccabile il Giorgione. Brusco dietro per Cosano, giro palla centrale per Contreras, braccato da Tilal, ancora alleggerisce per Cosano il numero 3 giallo-blu, poi bravo Guidolin a fermare, a concedere soltanto il fallo laterale. Proprio davanti la panchina di mister Alessio Weger, Davide Vivian batte dietro per Cosano. La giocata, ancora una deviazione di Guidolin, ancora un fallo laterale, guadagna qualche metro la formazione trentina. All'attivo per i giallo-blu una vittoria in questo inizio di stagione, 4 sconfitte, l'ultima la settimana scorsa con il Marco Polo, una sconfitta per 5-4. Marco Polo che sarà l'avversario casalingo della prossima sfida per il Giorgione tra 2 settimane, un Giorgione che invece la settimana prossima viaggerà verso Merano, ospite del Bubi, nella gara che vale come 7ª giornata di andata. Tilal, laterale, comodo per Leo Senna che cerca l'imbucata per Guidolin, bravo Brusco a capire tutto quanto, ma è bravo ancora Tilal a riprendersi il pallone, ancora Tilal per Guidolin aspetta la cavalleria di Stefani che va a calciare, un piazzato sinistro che trova il palo scoperto per il 5-1. La firma anche di Nicolas Stefani, quinto gol stagionale per lui, un gol che andiamo
a rivivere con il replay. È arrivato il replay dell'esultanza di Nicolas Stefani, che ha trovato lo spazio giusto per andare a calciare un piazzato dalla distanza che riporta il Giorgione sul +4, dopo che nel finale di primo tempo Contreras, un po' anche con fortuna, aveva riaperto la sfida. Guidolin, la girata del numero 9 biancorosso, che strappa gli applausi, timidi applausi oggi del numeroso pubblico presente. Tanti spettatori, ma oggi possiamo dire un po' svogliati, anche perché la partita è stata subito messa sui binari giusti dalla formazione del Giorgione. Qui intanto si scontrano due giocatori in campo. Tilal Ayoub si prende il pallone dietro per Guidolin, scivola anche Cosano, forse è il momento di andare a pulire il parquet. Ferma giustamente il gioco il signor Emanuele Staffelli di Reggio Emilia. Si è accorto sulla scivolata di Cosano che era il momento di andare a pulire il campo per evitare infortuni, possibili infortuni ai giocatori, ai 10 giocatori in campo. Lorenzo Ospici, factotum del team Giorgione, è entrato in campo con lo scopettone amico, e quando uscirà dal campo si potrà tornare a giocare dopo il fischio del signor Zande Giacomo Copetin, che fa ripetere la rimessa laterale. Quando sono passati 2 minuti e 56 secondi il Giorgione è avanti 5-1, un Giorgione che recupera con Stefani il pallone di testa, lo spizza avanti per Guidolin, che lo tiene vivo, anzi no, poi è uscito la rimessa laterale comunque della formazione di mister Alemao. Guidolin bravo ad aprire la parte opposta per il libero Leo Senna, un no look a cercare l'invito proprio per Guidolin, si era portato al limite dell'area. C'è comunque una deviazione nella fattispecie di Cesar Cosano, laterale con Leo Senna per Guidolin, un rigore in movimento. Oggi non è giornata per il bomber, che ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate, tanto il pallone era uscito. Dunque laterale per la formazione del C-Trento 1921 davanti la panca biancorossa. Cosano dietro per Contreras, lo scambio ancora di Contreras, bravo qui che per toccato Tilal Ayoub. Contreras, il pallone avanti per Davide Vivian, scivolando calcia ma trova il no di Stefani, che dopo aver segnato il gol pochi istanti fa mette in corner dal possibile pericolo del numero 67 giallo-blu. Pericoli però che continueranno dal dischetto del corner. Palla dietro per Cosano, dà fastidio Guidolin, sinistro aperto, lungo, Bastini lungo per Guidolin, il pallone resta di Leo Senna, ancora bravo Vivian, e poi sulla ribattuta Leo Senna alza di poco alto, Guidolin comunque applaude l'essere squadra con Leo Senna, che un po' si era rammaricato per non aver passato il pallone. Quindi ottima l'uscita di Luca Vivian, si era rammaricato per non aver passato il pallone a Guidolin, che invece a suo modo di vedere ha applaudito il compagno di squadra che ci ha provato. Questo è l'essere squadra qui al Giorgione. Palla per Guidolin, che mette giù con il petto, aspetta il movimento per Tilal Ayoub, che va sul fondo, trova l'esterno della rete dopo la suolata a saltare il portiere Luca Vivian. Guidolin qui incespica con il pallone, si arrabbia con se stesso. Rivediamo il replay, era stato bravo a recuperare il pallone, poi un po' litiga con la sfera il 9 biancorosso, che scuote ancora la testa, lo vedete lì a pensare, a ripensare all'errore commesso, per uno che ha già segnato 10 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Ha superato quota 700 già da un bel pezzo. Stefani, il destro, a cercare Guidolin sul secondo palo, ci mette il corpo però il 6 giallo-blu Cosano. Corner Giorgione, intanto è entrato anche De Generi, pronti De Chiara e Naim Mufadal a rientrare sul terreno di gioco. Dalla parte opposta c'è che Andrea Scali, il capitano del Trento.
De Generi per Stefani che tira in corsa senza però trovare lo specchio della porta, non era posizionato bene con il corpo il 2 biancorosso. Vivian per l'altro Vivian, Davide. Cosano, brusco, la giocata elegante, troppo profonda però anche per il giovane Vivian. Intanto Stefani a rifiatare, a prendersi il 5 dei compagni, rientra De Chiara. De Generi intanto lo scambio con Leo Senna. Leo Senna va sul profondità per De Generi che si accentra, scarica dietro per Leo Senna. Guidolin apre bene per De Chiara che torna ancora da Guidolin. Guidolin viene prodotto il pallone da Brusco, si arrabbia Guidolin perché non gli è stato chiamato la copertura avversaria, il tiro, Bastini, il pallone che resta lì, ribattuto da Guidolin che non ha segnato ma ne ha salvato uno pochi istanti fa. Leo Senna recupera, movimento per Guidolin, De Chiara, corre Guidolin, De Chiara si accentra, De Chiara va a provare l'apertura per De Generi, il pallone che resta di De Generi, De Chiara tutto solo, trova il gol tennistico, 6-1, poi l'esultanza con De Generi che gli ha fornito l'assist vincente. Time out intanto per il Trento, rivediamo qui nel replay. De Generi sfrutta l'indecisione difensiva, poi va a servire un pallone comodo per De Chiara, i due che viaggiano insieme per raggiungere la Bell Arena. Time out per Mr. Weger, quinto gol intanto stagionale anche per Gianluca De Chiara che pareggia i conti con il compagno di squadra Nicolas Stefani. Sale invece a 4-7 Leo Senna, a 3 invece si porta Capitan Tilal Ayub, entrambi gli ultimi due con le doppiette. Intanto rivediamo il replay, con il replay il gol dalla distanza di Nicolas Stefani, un tiro perfetto, quello del 2 biancorosso che ha trovato lo spazio. Quindi intanto ancora nei replay le conclusioni, la parata di Vivian e poi Leo Senna che va a calciare alto, ancora Giorgione qui con Capitan Tilal che ha sfiorato la tripletta personale, qui Guidolin invece che è un po' incespica sul pallone. E adesso invece torniamo con le immagini in modalità live. 14:38, c'è Davide Vivian con la maglia blu del portiere di movimento, le prova tutte Mr. Weger. Perdere 10-1, perdere 6-1, perdere 6-5 è sempre una sconfitta. Cercherà di rialzare la testa, vedremo se il Giorgione saprà sfruttare le occasioni che arriveranno. Qui intanto il tiro dalla distanza di Cosano con Bastini che dice no, ancora Cosano, ancora superiorità numerica per il Trento. Scalè apre a destra per Davide Vivian. Mufadal non è riuscito in precedenza a trovare il tiro della propria area, palla in mezzo con Brusco che si divora un gol. Ritorna in campo intanto Luca Vivian con Bastini lungo direttamente sulla testa però di Capitan Scalè che mette in fallo laterale. Tempo allora per rifiatare per il Giorgione che riparte dalla corsia opposta rispetto alla tribuna da cui vi raccontiamo questa sfida che vede il Giorgione avanti 6-1, un Giorgione che attacca, perde il pallone De Generi, Brusco dietro per Scalè, Bazzanella, avanza Bazzanella per Scalè, fermato senza fallo, sono i direttori di gara, non c'è corner, dunque potrà ripartire Bastini con una rimessa dal fondo. Bastini lungo ancora all'ultimo secondo, palla lunga precisa per Mufadal, Scalè con la punta del piede la mette in fallo laterale. Manca ancora tanto con Mr. Weger che parla con Davide Vivian, pronto a tornare in campo come portiere di movimento, ma ora il Giorgione che attacca, dunque tra i pali c'è Luca Vivian. Neymar Mufadal tornato in estate alla corta del Giorgione, lui che aveva già vestito la maglia biancorossa per molte stagioni in passato. La palla intanto spizzata proprio da Mufadal per le mani del portiere Vivian. Cosano, pressione del Giorgione che rischia di riprendersi il pallone. Mufadal però lo mette in fallo laterale dunque per la squadra ospite che torna in campo con il portiere di movimento e Bazzanella che farà ripartire il gioco per Cosano.
si scambiano posizione Cosano e Scalè. Scalè apre per Davide Vivian, ancora Scalè, schema 2 chiamato dal capitano con la maglia numero 10, 2 gol per lui, palla in mezzo per Davide Vivian che trova il gol con la maglia del portiere di movimento, riporta i suoi sul meno 4, 7 minuti e 8 secondi in questa inizio ripresa. 6-2, è cambiato ancora il parziale alla Belbotte Arena. Intanto si sono rialzati Stefani, Tilal Ayub e Guidolin pronti a tornare in campo tra le file del Giorgione. De Generi, lo scambio cercato con De Chiara che poi esce dal campo, rientra Stefani nel rettangolo di gioco dalla parte opposta. Vivian torna con la maglia del portiere di movimento, il 67 giallo-blu. Un Trento che torna a chiamare lo schema 2 con capitano Scalè, lo schema che ha portato il gol in precedenza. Cosano, il tiro telefonato, la rovesciata tentata da Stefani. Mufaddal che lotta con il pallone, Scalè lo tiene in campo. Mufaddal con una grande giocata, poi torna a essere in possesso di Scalè. La rimessa laterale per la squadra del Giorgione davanti al direttore di gara, il signor Zandu Giacomo Coppetin. Si arrabbia anche il tecnico Alessio Weger. Torna in campo il portiere titolare Luca Vivian. Da qui pareva che il tocco fosse stato di un giocatore del Giorgione, non ravvisato dal direttore di gara. Laterale con Leosenna per De Generi che spara un destro potente sul corpo di Bazzanella. 12-11 ancora da giocare, manca ancora un'eternità, manca tantissimo. Giorgione avanti 6-2, palla aperta per Leosenna che spara un mancino dal dischetto del tiro libero. Mancino che termina di poco a lato a sfiorare la tripletta personale. Ritorna intanto in campo Vivian, portiere di movimento. 4 secondi per giocare il pallone. Rilancio lungo direttamente sulla testa di Bastini che non riesce ad addomesticare il pallone verso Leosenna. Ha rischiato qui la formazione di mister Weger che torna in possesso palla con una rimessa laterale dalla propria metà campo. È tornata compatta la difesa del Giorgione nella propria metà campo nell'ultimo quarto di campo. 12 ancora sul cronometro della Belbotte Arena. Cosano, Scalè, ancora Cosano, schema ancora 2 per il Trento. Palla sul fondo, capisce quanto De Generi, lo scambio con Guidolin che cercava l'imbucata, che scusa poi Guidolin a De Generi per avergli ritornato il pallone. De Generi che esce in panchina, rientra Tilal Ayub. Bastini avanza senza alcun problema, poi scarica il pallone in fallo laterale, non ha trovato alcun compagno da servire, chiede scusa il portiere al suo tecnico Alemao che dalla panchina gli ha lanciato un'occhiataccia non degna di nota. Vivian per Scalè, Cosano, Scalè, Cosano, Scalè ancora, movimento dei giocatori trentini. Stefani bravo a chiudere la diagonale, il pallone non arriva a brusco. Laterale per la squadra ospite con Cosano pronto a far ripartire il gioco. 11 sul cronometro ancora da giocare. Possesso del Trento che cerca di dimezzare lo svantaggio, a portarsi sul meno 3. Cosano ancora, giro palla prolungato con Scalè, si accentra Scalè, l'apertura per Brusco, il pallone per Tilal Ayub tutto solo. Tilal Ayub cercava l'apertura per Leosenna, il break della parte opposta con Brusco che apre verso Scalè. Guidolin capisce tutto quanto, allora può tornare compatto con 5 uomini nella metà campo avversaria il Trento di mister Weger dopo aver recuperato il pallone. Chiede calma a Cosano che riceve il pallone, lo domestica davanti alla panchina biancorossa, poi torna sui suoi passi, l'apertura della parte opposta per Vivia che non è preciso, palla per le mani di Bastini. Guidolin avanza, lo scambio con Senna, Stefani, c'è Davide Vivian tra i pali, vedremo se il Giorgione saprà
trovare la via del gol con il giocatore portiere di movimento. Qui Vivian intanto la spintarella su Guidolin per prendersi il pallone. Vivian ad aprire per Cosano, il rischio, bravo qui Scalea a ritornargli il pallone, lo recupera però il Giorgione con Tilal Ayub che trova da casa sua praticamente il gol del tris personale, si porta a casa il pallone il capitano. 7-2 quando siamo entrati da pochi secondi nell'ultimo quarto di gara. 10 minuti, 11 secondi, lo rivediamo, morbido il tocco di Capitan Tilal che trova il più 5 per la squadra di casa e torna a vivere con maggior serenità questa ultima parte di sfida con il Trento che resta dentro nel rettangolo di gioco con i 5 uomini, ancora Vivian portiere di movimento, Cosano, Scalè, giro palla della squadra di Mister Weger, Cosano, movimento palla per Bazzanella che apre il rimpallo, poi favorisce sul palo, ancora il pallone che resta lì, arriva tra le mani di Bastini che rilancia senza guardare per Stefani, bravo a mettere giù il pallone, il tiro potente di Stefani con Davide Vivian che si prende gli applausi per aver respinta la conclusione, lo rivediamo nel replay, conclusione potente, mancina di Stefani, dritto per diritto che Vivian in formato portiere alza sopra la traversa concedendo il corner e tornando poi in panca per essere sostituito dal portiere titolare Luca Vivian. Palla per Leo Senna, il tiro al volo strozzato che termina a lato, anche Leo Senna vuole la tripletta, intanto è rientrato Vivian tra i pali che deve recuperare il pallone dietro gli stendardi biancorossi della Belbote Arena. Vivian non poteva ritornare palla a Vivian, Cosano, qui l'errore a concedere il pallone al Giorgione con Guidolin che viene fermato nel secondo momento del tiro. Stefani dietro per Bastini, Stefani va via sulla corsia laterale di prepotenza, Stefani marcato dal numero 5 Brusco, corner per il Giorgione con Stefani pronto sul punto di battuta per Leo Senna, l'anticipo di Brusco su Leo Senna che quasi commette un'autorete, ma è bravo Davide Vivian a dire di no. Ancora palla per Guidolin che cerca il sinistro al volo, sulla ribattuta poi la palla arriva a Davide Vivian che rilancia lungo sulla testa di Tilal, bravo a dare dietro per Bastini dalla parte opposta per Leo Senna, fermato, laterale è per il Trento, laterale clamoroso per il Trento con grande sportività. Leo Senna restituisce il pallone alla squadra avversaria, era evidente il tocco, non ha ravvisato il direttore di gara che chiede scusa, non si era accorto del tocco bianco-rosso. Intanto pressione alta con Scalè che va a colpire Cosano, Tilal che si prende il pallone per Guidolin che sbaglia una delle più classiche occasioni, ma sicuramente terrà i gol per le prossime sfide. Quest'oggi non conta segnare ancora con il Giorgione avanti 7-2. I gol vanno tenuti anche per le sfide, le prossime sfide. Sabato prossimo Giorgione ospite del Merano tra 2 settimane qui nel nuovo derby veneto con il Futsal Marco Polo. La spinta di Bazzanella non ravvisata, 7:49 da giocare. I direttori di gara fanno scorrere i secondi con il Giorgione, deve fare attenzione ancora comunque a un Trento che non ne vuole sapere di andare a casa senza segnare un altro gol. Guidolin, comodo dito per Stefani, avanti verso Vecchione, tutto solo Vecchione si accentra allo scambio con Tilal Ayub, Tilal sul fondo, la deviazione del
collega, avversario di numero e capitano Andrea Scalè. Tilal, Stefani di testa per Vecchione, Vecchione il tiro e ancora la risposta di Davide Vivian, che conferma che il cognome Vivian tra i pali può dire la sua. Ancora Tilal Ayub, Stefani con la scivolata, va dietro per Bastini, l'apertura per Guidolin che non riesce ad addomesticare il pallone, e allora Davide Vivian fa ripartire il gioco dei suoi nel proprio metacampo. Bazzanella, Cosano sulla pressione di Guidolin, regala il pallone a Vecchione, lo scambio ottimo con Tilal Ayub, fermato dal recupero di Cosano che cerca di andare via sulla rimessa laterale. Bravo qui Tilal Ayub sul fondo in mezzo per Guidolin che non trova ancora una volta l'appuntamento con il gol. Apre le braccia, come dire, quest'oggi per me non è giornata. E chi è abituato a vedere il buon Diego all'opera, errori che difficilmente si possono vedere. Davide Vivian intanto il tiro con la deviazione, minuti anche per il giovane Federico Addobbati, maglia 14 del Trento, che andrà a toccare il suo primo pallone di questa gara per rimetterlo in gioco dal corner. Lo fa dietro per Cosano, lo scambio verso Scalè, 6:40 sul fondo per Bazzanella, fermato Vecchione, Andrea Vecchione fa salire il team Giorgione sull'8 volantone, tripla rima baciata, 8-2 con Andrea Vecchione che si prende gli applausi, e con il sinistro che andiamo a rivedere poco più in là nella sua area dà un calcio non solo al pallone ma anche a un inizio di stagione complicato. Intanto Lorenzo Spicci che va a parlare con il numero 12 Alessandro Bianchi, vediamo se c'era spazio anche per il portiere, secondo portiere biancorosso. 6:20 da giocare, Tilal Ayub non riesce a portare via il pallone a Scalè. Vivian ancora con il portiere di movimento, Bastini, Andrea Bastini, anche lui scrive il nome con un tracciante perfetto dalla sua area, da area a area. Superman, Top Gun, Andrea Bastini trova il gol del 9-2. Lo rivediamo, un sinistro perfetto che scende proprio al momento giusto. Secondo gol consecutivo per Andrea Bastini, uno lo aveva segnato la scorsa settimana. Allora adesso facciamo i conti con la possibilità di una doppia cifra per il Giorgione, con un Trento che ora rimette tra i pali Luca Vivian, sconfitta pesante. Intanto arriva il 10° gol, c'è l'autorete di Manuel Bazzanella che sul tentativo di invito per Guidolin va a toccare il pallone alle spalle del proprio portiere. Guidolin che ora esce dal campo, rientra Muffadal. 5:40 da giocare, 10-2 per il team Giorgione, girandola di reti importante per un Giorgione che ancora vuole attaccare, non ne vuole sapere di mettere il freno alla propria manovra. Intanto rientra Nicolò Perozzo, deve fare attenzione il 5 biancorosso, ammonito nel primo tempo. Francesco De Luca intanto che lui è entrato in campo, lo scambio con Vecchione che va da De Luca, gli porta via il pallone addobbato. Bazzanella che poco fa ha commesso un'autorete, lo scambio con Santoriello. Bazzanella, c'è il fallo fischiato, il primo di questo secondo tempo. Nella prima frazione di gioco si rischia di arrivare anche al tiro libero, primo fallo commesso dal Giorgione, un Giorgione che ora alleggerisce con De Chiara direttamente tra le mani di Luca Vivian, che fa ripartire il gioco di suoi. Contreras, autore di uno dei 2 gol di questa sfida per il Trento. La palla era già uscita, dunque laterale per la squadra di mister Alessio Weger.
pronto ad entrare tra i pali Andrea Bagatoli, la maglia numero 13. Attenzione a Dobbato, fermato da Bastini. De Luca, lo scambio con Vecchione, apertura a destra per De Luca, poi ci mette la pezza Santoriello. Intanto fuori Luca Vivian, tra i pali entra Andrea Bagatoli, che entra per difendere la propria porta su una corner del Giorgione. Nel Mufadal, la palla non era uscita, l'ultimo tocco è del numero 3 biancorosso. C'è ancora tanto da giocare, bisogna mantenere alta comunque la concentrazione. Bagatoli, si allunga il pallone, Bagatoli va a calciare, spara però addosso al colpo di Perozzo. Intanto esce Vecchione, rientra De Chiara, Vecchione che si prende l'applauso, il 5 dei compagni di panchina. Un gol importante quello per Andrea Vecchione, che ripetiamo ha dato un calcio anche alla sfortuna di questa prima parte di stagione, questo inizio di stagione. Contreras, addobbato, spara De Luca, Perozzo cerca di dare pressing, Bagatoli, Contreras, lungo profondo per Bazzanella. De Chiara capisce tutto quanto, De Chiara riparte solo, De Chiara tenta lo scavetto, Bagatoli al limite dell'area con il corpo, dice di no, laterale con De Chiara che scodella dalla parte opposta per De Luca, lo scambio con Maim Mufadal che va a calciare un incrocio dei pali pieno, ancora Giorgione in possesso. De Chiara il tiro, Bagatoli questa volta mette in a corner. Andiamo a rivedere l'incrocio pieno, è quello qui di Neim Mufadal che si porta il pallone sul destro, apre lo spazio per il tiro, soltanto l'incrocio dei pali nega il gol al 3 biancorosso, che fin qui ha segnato un gol in stagione, è ancora secco quest'oggi, ma ci hanno pensato i compagni. 9 gol più l'autorete di Bazzanella che ha confezionato il 10-2, che al momento lo vedete in sovraimpressione con le grafiche di Futsal Veneto TV. Un pomeriggio a senso unico, con il Trento che ha resistito nel primo tempo, si è però trovato davanti un Superman Bastini con un paio di parate, una eccezionale di riflesso, poi nella ripresa ha dilagato la formazione di mister Alemao, che andiamo ad aprire anche tutto campo per vedere la situazione anche dagli altri campi, per darvi la situazione in real time dagli altri campi. Intanto seguiamo Perozzo, lo scambio con Mufadal, si prende il pallone a Dobbati che viene portato a terra senza il fallo, le proteste della panchina anche dei tifosi trentini, palla carambolata. Eccoli qui i risultati, con il Bissuola che si conferma capolista andando a vincere 3-0 in casa della Tesina. Pari e patte invece tra Eagles Futsal e Real Bubi Merano che sarà la prossima avversaria del team Giorgione. 4-4 in terra friulana. Attenzione al Trento con Contreras che non trova lo spazio per calciare. Mufadal riparte veloce, un 3 contro 2. Mufadal cercava l'apertura per Guidolin. Intanto il Giorgione di mister Simeonato sta vincendo 1-0 in casa della canottiera Belluno. Il Verona invece fa prevalere il fattore campo al momento, conduce 6-4 sul Futsal Jesolo. Alle 18 invece, tra una quarantina di minuti, in campo Futsal Marco Polo New Team Lignano. Dunque team Giorgione che si conferma a quota 15 punti in seconda posizione, a meno 3 da quel Bissuola, che è stata l'unica squadra fin qui che ha avuto la meglio proprio della formazione di mister Alemao nella prima giornata casalinga. Una vittoria schiacciante, palla intanto per Guidolin messa in fallo laterale, 2:21 ancora sul cronometro da giocare. Mufadal, un tiro potente che si perde sul fondo. Bagatoli, intanto rientra anche Leo Senna, precipitosa l'azione in ripartenza del Trento che regala il pallone. La squadra del Giorgione che riparte da dietro senza alcuna fretta. De Generi, Senna
Leosenna, l'imbucata lunga per Guidolin che fa rimbalzare il pallone, poi scarica di potenza. Rivediamo subito il replay, il rimbalzo, poi la girata di destra che termina alta. Leosenna intanto recupera ancora il pallone per Guidolin. La giocata, lo scambio con Leosenna, Bagatuli esce bene, si prende il pallone, fa ripartire allora il Trento con contropiede con Contreras per Bazzanella che cambia lato dalla parte opposta, arriva per Adobati che si inventa, mi pare, un colpo di tacco lì all'ultimo, non trovo lo specchio di porta, lo rivediamo subito, vediamo se è stato un colpo di tacco. Sì, un bel colpo di tacco che non trova però la rete avversaria. Qui intanto il tiro di De Generi in corsa, la risposta d'istinto di Andrea Bagatuli, il portiere con la maglia numero 13, subentrato a Luca Vivi in corso d'opera. Il pallone ancora in mezzo per Guidolin, non c'è deviazione, sì, anzi c'è la deviazione, viene ravvisata in un secondo momento dal direttore di gara che concede il corner. 1:32 ancora da giocare, qualche protesta di Cosano, palla per Leosenna che la scarica sul palo dove è appostato il numero 15 Santoriello, palla per Guidolin, lo scambio con Leosenna, Guidolin, conclusione ancora fuori specchio porta, e Bagatuli che può far ripartire il gioco dei suoi. Viene recuperato il pallone per qualche istante, la palla è uscita in fallo laterale. 1:14 ancora da giocare qui alla Belbotea Arena con un team Giorgione in pieno assoluto dominio. Santariello, Adobati, ancora Bastini a dire di no, la palla poi prolungata arriva sul piede di Bagatuli che apre dalla parte opposta per Adobati. Si muove Bazzanella, Adobati, la finta a trovare la conclusione, fermato, strozzato il tiro da De Generi che riceve il pallone da Leosenna, siamo già dalla parte opposta del campo. De Generi il tiro verso Bagatuli che respinge, ancora Giorgione, palla per De Generi, lo scambio con Guidolin per Leosenna, litigano, nessuno vuole calciare, allora Bagatuli dice di no, segno io, segni tu, segna nessuno, perché Bagatuli dice di no. 37 ancora da giocare, vicini ai titoli di coda in questo 10-2 che conferma il team Giorgione al secondo posto del girone B cadetto. Giorgione che ricordiamo la prossima settimana farà visita al Bubi Merano. Per il Trento invece impegno casalingo con la Canottieri Belluno. Ancora un corner per la squadra biancorossa del team Giorgione. Se ne incarica della battuta Leosenna. Pronto Leosenna a giocare dietro per Guidolin che scarica di potenza. Bazzanella capisce tutto quanto, esce nei tempi giusti, respinge la conclusione del 9 del Giorgione. Leosenna, ultimi 10 secondi. Guidolin cercava l'imbucata in mezzo per Leosenna, capisce tutto quanto Contreras che concede solo il laterale, già battuto per De Generi, Guidolin lo scambio che non arriva, e arriva invece la sirena e il triplice fischio che conferma la vittoria del team Giorgione che surclassa diretti la C-Trento 1921. 10-2 il finale alla Belbotea Arena, un primo tempo equilibrato grazie anche alle prodezze di Bastini nella ripresa. Poi invece il team Giorgione ha fatto valere il suo talento e la panchina lunga, tripleta per Capitan Tilal Ayub e doppietta per Leosenna, fa specie lo 0 nello score di Diego Guidolin, un Diego Guidolin che saprà trovare i gol al momento giusto, nel posto giusto. Con la diretta di Futsal Veneto TV possiamo chiudere qui. Stefano Testoni, ovviamente grazie a Italo Angelo Morao, ancora tanti auguri di buon compleanno Italo. Tra 2 settimane torneremo live qui dalla Belbotea Arena con il team Giorgione che riceverà il Futsal Marco Polo. Intanto godiamoci questa festa per la vittoria del team Giorgione 10-2 sulla C Trento. Stefano Testoni vi augura un buon weekend e vi dà appuntamento tra 2 settimane qui live dalla Belbotea Arena.